Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora riepiloghiamo la notizia clamorosa, immane di oggi, che segna un ennesimo game changer nel calderone medio orientale. Ci riferiamo ovviamente all'operazione Giorno del Giudizio, con cui le forze dell'aviazione israeliana hanno bombardato un palazzo in Qatar che era nei fatti un covo della gerarchia sopravvissuta di Hamas, quelli che tirano le fila dall'esilio dorato proclamando che per la loro causa serve il sangue dei bambini palestinesi, per capirci, e hanno decapitato la residua leadership di Hamas, come conferma l'emittente Al Arabiya, come conferma la TV saudita. In questa operazione dell'IDF sarebbero morti 4 leader fondamentali di Hamas: Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshal, quello che tirava le fila da un punto di vista politico organizzativo dopo l'uccisione di Sinwar, e Nizar Avadallah. Ovviamente c'è una guerra di informazione a ruota di questa operazione clamorosa di Israele, la rimbalza Al Jazeera, i media palestinesi dicono che non è vero, che i capi si sono salvati, ci sono delle vittime, ma non sono loro. Diciamo che fa tutta parte della propaganda per attutire l'effetto di azioni così clamorose. Ricordiamo che Hezbollah negò l'uccisione di Nasrallah per giorni e giorni prima di arrendersi all'evidenza. Quindi tendiamo, a prendere per buone Al Arabiya e l'emittente saudita, che non sono esattamente al servizio dello Stato degli ebrei. Con questa operazione Israele completa l'eliminazione della gerarchia della banda nazi islamica di Hamas, ante 7 ottobre, cioè così tutte le vere menti, le vere figure chiave del macello del pogrom sono state eliminate, ed è un'ottima notizia per qualunque uomo libero. Ma ripercorriamo il senso di quello che è successo, perché a nostro giudizio è da rintracciare sull'asse Washington-Tel Aviv. E sì, perché succede che qualche giorno fa Donald Trump comunica che Israele ha accettato il suo piano di accordo e che ora sostanzialmente il cerino è in mano ad Hamas, e aveva detto Trump è l'ultima chiamata per Hamas, gli conviene accettare, altrimenti ci saranno delle conseguenze. Il piano prevedeva la restituzione immediata di tutti gli ostaggi ancora in mano alle belve nazi-islamiste, vivi o morti, tutti insieme immediatamente, con parallelo cessate il fuoco, cessazione delle operazioni di Israele a Gaza, trattativa innescata su un futuro per Gaza, previa smilitarizzazione delle bande terroriste, ovviamente, ipotesi di accordo che ai microfoni di Radio Libertà ha confermato recentemente l'ambasciatore israeliano, quindi c'era l'esplicito benestare delle massime autorità di Israele. Hamas cosa ha fatto? Come al solito ha temporeggiato, poi ha detto che non si potevano restituire tutti gli ostaggi nello stesso momento, cioè ha risposto con l'irrisione, irrisione tragica, visto che si parla di ostaggi, alcuni purtroppo morti in mano danni a queste belve. E poi ha risposto con una cosa ovviamente ancora peggiore, e cioè col sangue degli innocenti, col sangue dei civili ebrei. L'attentato di Gerusalemme di ieri, 6 morti, rivendicato espressamente da Hamas come azione eroica, quindi firmato Hamas, e quindi ha, non solo non ha dato seguito all'ultimatum di Trump, ma ha prima irriso l'ipotesi di accordo e poi scatenato un attentato terrorista nel cuore di Israele. Tant'è che
la comunicazione di Israele oggi spiega l'azione così. Oggi a mezzogiorno, alla luce di un'opportunità operativa e dopo consultazioni con tutti i vertici del sistema di sicurezza, il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno deciso di attuare l'istruzione data ieri sera, dopo l'attentato a Gerusalemme. Lo Shin Bet e l'IDF hanno eseguito l'operazione a Doha in modo preciso ed efficace, quindi instaurando espressamente un nesso con l'attentato terrorista a Gerusalemme. E in questo modo ottenendo un risultato fisicamente e simbolicamente devastante, cioè da oggi nessun capo del terrore è al sicuro da nessuna parte, perché questi gerarchi di Hamas non erano al sicuro nemmeno presso il loro protettore Cariota, nemmeno negli uffici dorati del Qatar, del loro esilio, da cui appunto tiravano le fila del terrore e anche dell'uso cinico degli scudi umani della popolazione palestinese. Non sono al sicuro da nessuna parte. Dirigenti, menti, capi a vario titolo di quel gruppo nazi islamico che si chiama Hamas e a cui è da addebitare il 7 ottobre non sono al sicuro da nessuna parte. Questo è il risultato immediato di oggi e non può che suonare bene alle orecchie di qualunque uomo libero. Poi c'è un risultato anche indiretto ma chiaro per Trump e per gli Stati Uniti, che erano stati informati, come hanno dichiarato, dell'operazione. Fonti israeliane hanno detto che c'è stato un benestare americano nell'operazione, anche se ovviamente Netanyahu ne addebita la responsabilità interamente a Israele, ma insomma un'informazione e un coordinamento, come sempre in questi casi tra Israele e Stati Uniti, c'è stato e ha dimostrato cosa? Che le minacce di Trump non erano flatus vocis, non erano estemporanei post su Truth e che hanno avuto un seguito. Hamas non è divenuta un accordo, anzi ha alzato la posta, è accaduta la conseguenza a cui si riferiva Trump. Accadono cose se non si va verso il deal. Questo è un messaggio indiretto ma chiaro per chi sa leggere, anche a Vladimir Putin, anche alla Russia, anche a quell'asse diciamo anti-occidentale che si è visto a Pechino. Grande parata militare, grande retorica. In Qatar però è successo qualcosa dopo le parole di Trump. Quindi Israele e Stati Uniti segnano un colpo anzitutto contro Hamas e mandano un messaggio a tutte le canaglie globali e sono tutte ottime notizie. Grazie a tutti, a domani. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.